Le conseguenze ci sono già, nel senso che ci sono parecchie imprese che cominciano ad avere carenza di componenti, una parte dei quali vengono dal Far East, dalla Cina in particolare, altre aziende hanno avuto disdette di ordini, altre aziende hanno difficoltà di approvvigionamento anche da altre parti d'Italia, per cui si è creata questa sindrome cinese che secondo me non giova a nessuno. Io credo che bisogna avere una sana preoccupazione, ma bisogna diminuire il tasso di allarme che sta generando un panico collettivo che ci fa assomigliare alla seconda Cina, cosa che non è. Ecco, un impatto economico in milioni di euro si può già quantificare? No, è difficile quantificarlo oggi. Diciamo che se dobbiamo giudicare dall'andamento delle borse, dobbiamo dire che già l'impatto finanziario è stato enorme. Naturalmente quello che ci preoccupa di più è che si possa arrivare ad uno stop produttivo in aziende anche importanti. Ecco, quali sono quelle che rischiano di più? Che settori? Guardi, sono le aziende che hanno un management che gira il mondo, quindi quelle fortemente internazionalizzate, quelle che hanno bisogno di componenti di elettronica sofisticata, quelle che hanno bisogno banalmente dei bulloni di acciaio. Non dimenticate che l'80% dei bulloni, ahimè, viene prodotto in Cina. Ecco, al Presidente Fedriga cosa chiederanno le categorie produttive? Ma innanzitutto chiederemo, almeno quello che chiederemo noi, come Confindustria chiederemo che ci sia un tavolo permanente con i direttori delle nostre associazioni, quelle direttamente più coinvolte, non ci può essere anche l'associazione degli scout, voglio dire, con tutto il rispetto, però le associazioni più rappresentative del tessuto produttivo, deve esserci un tavolo permanente che monitori la situazione via via e che indichi poi al governo regionale quali possono essere le misure per mitigare le conseguenze di questa situazione e rappresentino al governo quali sono le necessità anche finanziarie in questo momento, perché il governo ha stanziato 20 milioni, ma con questo risolvono il problema di un albergo. Grazie al Presidente Agrusti. Grazie a voi.